strumento musicale, andiamo a Fonni, uno strumento musicale molti di voi conoscono se sono appassionati di questo strumento, una bella storia dello strumento musicale perché ha in realtà un'anima austriaca e un corpo italiano e poi si è diffuso nel mondo, perché questa scatola sonora nasce inizialmente in modo piuttosto rudimentale ma già dotata di doppia botoniera, di mantice. Nel 1829 viene presentato il brevetto nel maggio del 1829 da Cyril Damian in Austria, a Vienna per la precisione. Poi è in Italia, nelle Marche, a Castelfidardo, che prende vita e si trasforma, diventa organetto diatonico, da accordeon del Damian diventa l'organetto diatonico di Paolo Soprani, e da lì insomma tutte le fiere, le feste della nostra penisola, compresa la Sardegna alla fine dell'Ottocento. Quindi da allora noi abbiamo la possibilità come dire, di far nostro questo strumento attraverso la tecnica, il vibrato del mantice, l'utilizzo stesso a volte anche molto energico dello strumento che caratterizza la musica popolare della nostra isola. Adesso questo viaggio nell'organetto diatonico adesso ci porta a Fonni con un giovane interprete ma particolarmente abile, anche perché ha iniziato subito a suonare i balli di Fonni proprio insieme a suo padre, quindi Salvatore Loi, a lui vorrei dare il benvenuto. E proprio il padre è stato a regalare un organetto quando era giovanissimo, poi a 13 anni ha iniziato con i gruppi folcloristici del paese. In realtà lui suona i balli di Fonni ma anche balli di Orgosolo, sono soprattutto quelli per cui ha una particolare passione, quindi insomma certamente la sua attività è piuttosto intensa, perché intensa è anche l'attività del gruppo di Fonni. E a proposito di Fonni abbiamo anche una coppia per capire un po' come questi suoni diventano ballo e come vestivano le donne di questo luogo, come vestivano in questo modo meraviglioso le donne di Fonni, quindi grazie per la vostra presenza. Gruppo folk Brafallo, se si chiama così l'abito in realtà, quindi un elemento dell'abbigliamento popolare, è stato preso anche per dare il titolo stesso al gruppo. Con Salvatore Loi dunque andiamo a Fonni e ascoltiamo e vediamo e viviamo insieme un ballo torrao.